Istituto Martin Luther King, siamo con la dirigente scolastica Mirella Vella, ecco, per l'approssimarsi della chiusura dell'offerta formativa, delle iscrizioni, ci sono delle novità per il Martin Luther King, se ce le illustra. Sì, oggi è il nostro terzo giorno di Open Day, l'ultimo, e chiaramente ci sono ancora dei giorni per decidere. Soprattutto oggi presentiamo una novità, la novità del liceo del Made in Italy. È stato approvato da poco, ma comunque sempre entro i termini di iscrizione. Un liceo che ha subito destato l'interesse da parte innanzitutto nostra come istituzione scolastica, ma abbiamo visto che è stato accolto pure nel territorio. Il Made in Italy, abbiamo le materie del primo biennio, a breve anche al secondo biennio e al triennio. È chiaro che in un ambiente che ha una grande vocazione imprenditoriale pensiamo che si possano formare quelli che possiamo definire gli ambasciatori della bellezza del Made in Italy. Chiaramente competenze giuridiche, economiche, una grande attenzione alle lingue e un'attenzione anche alle materie STEM, così come anche il Ministero vuole, e sappiamo bene che ormai molta formazione in liceale è rivolta a questo ambito che deve sempre di più convogliare le attese anche dei futuri alunni. Oltre al Made in Italy ovviamente ci sono altri indirizzi di studio, quali? Oltre al Made in Italy abbiamo chiaramente da sempre la nostra tradizione del liceo scientifico tradizionale, l'opzione economico-sociale, scienza dati ed intelligenza artificiale, nuova curvatura da quest'anno, il liceo linguistico con le nostre 3 lingue, l'inglese, il francese e lo spagnolo, scienze umane, indirizzo tradizionale e l'opzione economico-sociale, e anche il nostro fiore all'occhiello, il liceo artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale. Ricordiamo anche che a breve sarà inaugurato un nuovo laboratorio, il laboratorio sempre dell'audiovisivo multimediale che abbiamo potenziato con attrezzature di alto livello, sempre per le tecniche delle riprese, della fotografia, e nonché anche un laboratorio informatico dove i nostri alunni sperimenteranno veramente sempre di più le materie STEM, con una serie di appuntamenti laboratoriali che sicuramente faranno anche la differenza per un ulteriore miglioramento e potenziamento del loro percorso di studio. Ovviamente tutte queste attrezzature, laboratori permettono una maggiore attinenza allo studio dei ragazzi? Sì, e non solo, sviluppano sicuramente metodologie, saranno abbinate ai nuovi laboratori delle metodologie laboratoriali che consentiranno di fatto di creare delle competenze sempre più spendibili nel mondo del lavoro. Grazie anche a un corpo docente qualificato e sempre all'avanguardia. Sì, un corpo docenti che tra l'altro è sempre stabile, quindi abbiamo dei docenti che seguono per un quinquennio gli alunni e per cui anche sono estremamente motivati nel portare avanti tutte le azioni del PNRR. Diciamo che strutturalmente noi abbiamo avuto un grosso cambiamento grazie alle azioni del 4.0 e adesso anche del 3.1 STEM, ma a tutto questo si aggiungerà la formazione e una nuova metodologia didattica che i nostri docenti dovranno mettere in atto per far sì che effettivamente i nostri alunni sviluppino una didattica prettamente laboratoriale ed innovativa. Ovviamente sono tutte caratteristiche che da un lato spingono gli studenti a nuove specializzazioni universitarie, ma anche al mondo del lavoro. Sicuramente dobbiamo ricordare che il nostro comunque è un titolo di studio spendibile anche da subito, ad esempio il liceo artistico audiovisivo multimediale con dei corsi di specializzazione noi abbiamo già degli allievi che lavorano tranquillamente, e così anche con le varie curvature si vuole tendere sempre di più a guardare a quelle che sono anche le esigenze del mondo del lavoro e quindi anche a rendere sempre di più diretto con il PTCO questo collegamento tra la scuola e il lavoro.
ancora di più con il liceo del Made in Italy, ripeto, ritorno perché il liceo del Made in Italy proprio a partire a quanto pare dal secondo anno inizierà con la sperimentazione del PTCO e quindi andrà a riconoscere quelle che sono le filiere produttive del nostro territorio, dentro il quale i nostri ambasciatori di bellezza dovranno ovviamente lavorare ed inserirsi. Ovviamente per chi ha difficoltà gli uffici segreteria sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Sì, chiaramente si accede, i genitori possono iscriversi tramite la piattaforma unica, ma noi riceviamo i genitori e possono tranquillamente anche farsi aiutare da nostro personale di segreteria per far sì di iscriversi in maniera più agevole.